Professor Feltrin, buongiorno. Buongiorno a Buongiorno. tutti. Buongiorno. Vogliamo intanto ringraziarla per la disponibilità data alla Regione Veneto e a Veneto Welfare per una breve riflessione, perché questa è la dimensione poi della nostra comunicazione in questa fase qui, una breve riflessione su quello che è il tema del welfare a livello regionale. L'obiettivo un po' dell'intervista, cogliendo anche la sua piacevole disponibilità, è quella di capire come stanno cambiando e come si stanno evolvendo i fenomeni alla luce anche di questa emergenza sanitaria che ci siamo trovati a dover gestire. È indubbio che questa pandemia è stato un evento di un impatto, di un cambio epocale. Secondo lei, quali sono le principali conseguenze che ci saranno per i sistemi di welfare, ma soprattutto per le politiche del lavoro? Ma innanzitutto un grande ritorno di pubblico, cioè del welfare generale, universale, a base statale, eccetera, eccetera. Sotto questo profilo non c'è alcun dubbio che, come dire, un ripensamento andrà fatto, no? Ora, come tutti sanno, per varie ragioni, alcune di struttura, alcune contingenti, la sanità veneta è riuscita meglio di altri ad affrontare un evento improvviso, imprevisto e di dimensioni gigantesche, cioè le tre questioni, no? Improvviso, imprevisto e di grandi dimensioni. Quindi sotto questo profilo una prima riflessione che si pone è come da un lato sostenere un welfare pubblico che ha funzionato e dall'altro lato come integrare meglio il welfare complementare, il welfare occupazionale col welfare pubblico. In passato queste due linee a volte si sono parlate poco, a volte sono andate lungo strade divergenti, a volte hanno creato anche qualche difficoltà o inefficienza o così questo genere. Ecco, la prima cosa che appare subito chiara è la necessità di ripensare a una più serrata integrazione tra i due sistemi. In questo scenario che lei traccia e che anticipa un po' anche i tempi che stiamo vivendo, quale ritiene dovrà essere il ruolo dell'ente pubblico, ma anche della sinergia con le parti sociali? Ma qui c'è un secondo aspetto, ovviamente, che si è visto nella crisi, e cioè il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza ha funzionato bene come interfaccia tra società e Stato, no? Per cui sia le associazioni datoriali, sia le associazioni sindacali, le organizzazioni sindacali si sono mosse come interfaccia, come coloro che stanno in mezzo, quindi come mediazione, no? Allora, sotto questo profilo non c'è alcun dubbio che una seconda riflessione va portata su come strutturare meglio questa relazione. Nel senso che non era capitato così nel 2008, nella crisi del 2008, mentre era capitato nella crisi del 92-93. Allora, ancora non è chiaro la ragione per cui nel 92-93 e nella crisi attuale le associazioni sono al centro un po' dell'interlocuzione pubblica. Nella crisi del 2008-2011 furono messe un po' ai margini. Ci sarà tempo per capire e riflettere. E questo è un primo punto da sottolineare, e cioè nei paesi o nelle regioni dove più forti sono le associazioni, lì le cose sembrano andate bene. La seconda questione da sottolineare è che un certo ruolo l'hanno assunto anche le imprese in quanto tali. Per cui l'impresa non è più soggetto individuale, ma per certi versi è anche soggetto di responsabilità pubblica. Prendiamo alcuni casi esemplari. Ovviamente
questo è legato in prima battuta a quella che in gergo tecnico viene chiamata ability to pay. Però prendiamo un esempio solo della nostra regione, che ce ne sono stati diversi, ma quello forse più noto è il caso Luxottica. Come è noto, Luxottica ha anticipato la cassa integrazione a tutti i lavoratori e l'ha integrata al 100%. Ora, ecco cosa significa un comportamento con responsabilità pubblica o con responsabilità sociale. Ora, molte altre aziende lo hanno fatto in pari termini, non licenziando i lavoratori, integrando per quanto possibile, anticipando per quanto possibile. Ecco, è un altro elemento della crisi piuttosto interessante e che andrà in qualche modo valorizzato nel post-crisi. Quello che lei traccia sono nuovi modelli attivi, in qualche modo, delle politiche del lavoro. Sul versante del previdenziale, e in modo particolare previdenza complementare e sanità integrative, cosa vede in una prospettiva futura? Ma intanto le due fattispecie sono molto diverse tra loro e non sono facilmente paragonabili. Nel caso della previdenza, il tema principale è la garanzia dei rendimenti. Essendo che una parte consistente degli investimenti finanziari è fatto in titoli, più o meno titoli, obbligazioni, eccetera, eccetera. E allora la domanda che ci si pone è quanti questi investimenti finanziari siano protetti da un andamento eventualmente molto pesante dei mercati finanziari. Allora, sotto questo profilo la questione è abbastanza delicata e vedremo nei prossimi mesi quali saranno le strategie. Più in generale è ovvio che le difficoltà del momento dovrebbero aiutare a comprendere l'utilità dell'integrazione, cioè tutti quei lavoratori che avevano ipotizzato di farne a meno perché comunque erano in grado, per varie ragioni, di avere un minimo di forza di mercato sul lavoro e quindi di poter in qualche maniera lavorare oltre il termine pensionistico, devono rivedere tutti i loro calcoli e quindi immaginare come organizzare la loro vita altrimenti. Questo vale per chi oggi si trova nel momento del trapasso, ma a maggior ragione vale per chi deve fare le scelte per i prossimi 10, 15, 20, 30 anni. Quindi con ogni probabilità questa è l'attesa o l'auspicio, dovrebbe incentivare l'adesione al fondo previdenziale da parte di una parte ancora più consistente dei lavoratori. Sempre che, questo è il punto, i fondi siano in grado di promuovere un'informazione adeguata, che rimane sempre il tallone d'Achille di queste organizzazioni, di queste strutture. Chiuso il lato previdenziale. Sulla questione invece sanitaria, guai se la sanità integrativa diventa un doppione inefficiente della sanità pubblica. Nel senso che se io con la sanità, con la mia polizza di sanitaria integrativa, vado a fare degli esami in strutture convenzionate e poi mi si rileva qualcosa, mi presento alla sanità pubblica e la sanità pubblica deve rifare tutti gli esami, ho semplicemente buttato via dei soldi e fatto un doppione inutile. Allora, questo è il primo problema, integrare meglio le prestazioni e la capacità di dialogo tra le prestazioni offerte dalla sanità integrativa e le richieste della sanità pubblica. Il secondo punto è altrettanto delicato ed è il seguente. La riflessione da fare è se vada accompagnata la previdenza di tipo, l'assistenza sanitaria di tipo assicurativo con una qualche forma di assistenza sanitaria di tipo mutualistico. Perché altrimenti
come dire, anche in questo caso i versamenti più simili per certi versi alla previdenza integrativa, ecco, no? Ad accumulo e non a termine come oggi è anno dopo anno. No? È difficile immaginare come risolvere queste due questioni. La prima deve richiedere un dialogo più forte e un lavoro più stretto di proprio front office, di dialogo tra strutture sanitarie e previdenza integrativa. La seconda passa attraverso una riforma interna dei fondi di previdenza integrativa, provando a sperimentare una componente mutualistica. In questo scenario che ancora lei traccia ancora con una prospettiva futura, quanto ritiene siano, usiamo il termine pesante, in ritardo i fondi previdenziali negli investimenti nell'economia reale? Quanto può diventare importante investire oggi nell'economia reale, pur consapevoli che il diktat dei rendimenti rimane comunque l'elemento discriminante per la scelta dei fondi? Ma il punto, come è noto, è delicato, nel senso che la prima missione dei fondi previdenziali è di garantire il risultato per chi ha versato. Quindi questo è, non c'è dubbio che il primo è importante e decisivo, quindi è sui rendimenti che si valuta la bontà, l'efficienza, la capacità di un fondo. Tuttavia, specie in momenti di ciclo basso, lo spazio per gli interventi dell'economia reale, per paradosso, aumenta invece che diminuisce, perché è più certa la ripresa. E quindi, sotto questo profilo, una qualche capacità, una qualche, come dire, maggiore imprenditività da parte dei fondi può essere utile, pur nella prudenza inevitabile che comportano interventi di questo tipo. Chiaro. Quali dovrebbero essere, professore, le azioni da mettere in campo subito, immediatamente, visto l'emergenza? Ma l'idea principale è la seguente. Da un lato ci sono, a mio avviso, 3 livelli di intervento, 2 mi sembrano ben coperti, un terzo non è molto chiaro se è coperto o meno. Primo livello di intervento deve essere molto chiaro, è quello verso le imprese. Prima ancora che verso il lavoro, verso le imprese. Nel senso che se noi perdiamo un patrimonio di imprese troppo elevato, non c'è più neanche il lavoro. Quindi la prima osservazione è rendere il più snello possibile e il più facile possibile l'accesso a tutti gli interventi che aiutano le aziende a respirare, a tirare il fiato, a sopravvivere in questa fase. Qui il ruolo è duplice. Uno è quello delle istituzioni pubbliche, lo Stato, le regioni, i comuni, l'altro è quello delle associazioni di rappresentanti. Monitorare, controllare, verificare che i soldi arrivano è fondamentale. Come è noto, ad esempio sulla questione dei prestiti di 25.000 euro, all'inizio le cose non sono andate esattamente come si prevedeva e non a caso, anche qui si è rivelato interessante il ruolo delle associazioni nel fare immediatamente presente l'eccesso di burocrazia e l'eccesso di farraginosità dei meccanismi, delle procedure di richiesta. Il secondo campo di intervento è quello di garantire in via straordinaria un reddito a tutti coloro che avevano un lavoro. Questo per 2 ragioni. La prima, ovvia, che va garantita la retribuzione, ma la seconda è che questo è un modo per sostenere la domanda, e cioè per garantire il raggiungimento anche del primo obiettivo. Cioè, se io sostengo i lavoratori con forme straordinarie di contribuzione,
anche oltre la cassa integrazione in deroga, immediatamente da un sostegno alla domanda e quindi alla ripresa delle imprese e della produzione. Rimane un terzo ambito delicato e poco conosciuto perché non ha strumenti di voice, di protesta, di alzare la voce, ed è tutti quei segmenti del mercato del lavoro che sono esclusi dai benefici di welfare, come i lavoratori a termine, o fattispecie di questo genere. Allora la domanda è: com'è che si fa a dare voce a questi gruppi di persone, di lavoratori, eccetera, di modo che in qualche maniera il soggetto pubblico recepisca la domanda? Un suggerimento potrebbe essere anche per Veneto Welfare, di fare una sorta di bando per le associazioni che presentino i più bei progetti per intercettare questa domanda. Esattamente come si fanno i bandi per i fondi comunitari per la formazione o per le opere pubbliche o per le politiche sociali. Ecco, un bando specifico rivolto alle associazioni di progetti di intercettare domande che a bassa capacità espressiva. Professore, la ringraziamo, cogliamo anche quest'ultimo stimolo, cercheremo di metterlo in cantiere a breve, perché appunto quest'ultima domanda introduceva il bisogno di risposte concrete nel fare e immediate in breve tempo. La ringraziamo ancora. Grazie a voi. Welfare. Grazie professore, noi continueremo nel nostro percorso di stimoli, interviste e di promozione del welfare a livello regionale, con un occhio di riguardo particolare ai cambiamenti in atto. Grazie professor Feltrin, arrivederci. Grazie ancora. Grazie.